Daniela Catalano, continua questa iniziativa, è il terzo anno, un'iniziativa in occasione del Santo Natale, una raccolta di alimentari per chi in questo momento soffre e ha bisogno. Sì, siamo alla terza edizione dell'iniziativa Il Natale è per tutti e abbiamo lanciato un messaggio che è chiaro. Non è Natale se non pensiamo anche agli altri e tutti hanno il diritto di passare delle ore serene con le persone che amano, condividendo quello che è il momento poi più magico, il pranzo, la cena di Natale, cioè il momento conviviale, perché al di là degli acquisti e dei regali c'è una cosa a cui non rinuncia nessuno, la spesa di Natale. E questo ci ha fatto pensare a tutti quelli che non possono farla e anche al fatto che tutti quelli che possono in queste ore, tra il 21 e il 23 in effetti, sono in giro a correre, forsennati perché si arriva un po' tutti lunghi, si suol dire, al Natale, per fare la spesa. Abbiamo pensato quindi di rendere agevole la solidarietà, chiedendo che nel fare una cosa che tutti stanno in questo momento facendo, dedicassero e destinassero uno dei 20 sacchetti a chi in questo momento attraversa un momento difficile. Per rendere ancora più agevole questa solidarietà abbiamo, grazie ovviamente alla generosità dei fratelli Lagaipa e della struttura Costa Azzurra che si trova qui a Sallone in Viale dei Giardini, abbiamo pensato a un stop, quindi da stamattina alle 10, ma già ci sono i primi mattinieri che hanno portato i sacchetti, fino a stasera alle 22 si potrà lasciare una busta di alimenti, preferibilmente per le famiglie con bambini, quindi anche omogenizzati, pannolini, tante cose che hanno un costo non indifferente, ahimè. E questo consentirà a tutti di poter destinare 5 minuti della propria giornata, parcheggiando anche agevolmente, perché qualcuno ancora lavora, potrà venire il pomeriggio e viceversa, ma in 12 ore in una città che è un capoluogo sì, ma che è anche logisticamente abbastanza piccola, consente a tutti, se si vuole, di fare beneficenza. Una beneficenza nella quale noi abbiamo anche un intermediario con queste famiglie, che è la Curia, come abbiamo fatto in questi anni, quindi più tardi ci sarà la consegna a dei referenti della Curia, perché anche è giusto che la beneficenza venga fatta però nel rispetto della privacy che attraverso un momento non facile e anche perché la politica in questo deve essere attenta per evitare il contatto diretto con chi ha bisogno e possibili elucubrazioni, strumentalizzazioni a cui noi non ci vogliamo prestare, quindi preferiamo affidarla a chi li conosce perché non si deve sapere chi dona deve donare e basta. Lei ha deciso di aiutare Daniela in questa iniziativa che durerà tutto il giorno? Assolutamente sì, perché penso che aiutare chi ha bisogno è una delle cose che ci fa stare bene, ci fa sentire anche un po' più grandi, quindi penso che un po' ciascuno non fa male a nessuno, come si suol dire, quindi doniamo perché è giusto far del bene a chi ha più bisogno. Anche lei ormai è una battuta, giusto? Forza. Io sono Piero Vella, è il terzo anno che con Daniela collaboriamo e facciamo questa iniziativa e diamo un sorriso alle persone che hanno bisogno e spero che questo messaggio arrivi a tutti e che una parte, se tutti noi facciamo questa piccola parte, penso che daremo un sorriso a queste persone che hanno bisogno.